Sì, anche la bandiera italiana, la bandiera italiana, quella peroncina dorata in toga. Sarà un volto innovativo. No, senza un fondamento. Il 25 aprile in piazza Bologna c'è stata la celebrazione del 25 aprile. Secondo me è successa una cosa che è grave, inspiegata, che ha a che fare proprio con il discorso dell'usurpazione. Nel senso che noi abbiamo sempre pensato che facendo chiudere il fatto militare si salutava la bandiera. Bene, il 25 aprile c'è stato l'inno nazionale, si è salutato la bandiera e dopo improvvisamente, quindi a proposito di usurpazione, non si sa perché è venuta, c'era un secondo pennone con la bandiera europea, con l'inno europeo, e tutti hanno salutato questa bandiera come se fosse una seconda nazione. Quindi una cosa che nessuno ha deciso e noi ci troviamo di fronte a questa cosa qui. E questa qui si traduce poi nella sovranità monetaria, che è stata delegata dai singoli ministeri del Tesoro nazionale a delle, non so come chiamare, società e entità private, in questo caso la BCE. Quindi chiunque, io sono ufficiale che ha fatto il giuramento da militare, giura la bandiera, che è l'entità suprema che sta addirittura sopra il capo dello Stato. Per cui trovarsi da un smanalato una seconda bandiera per chi ha dei valori istituzionali per cui salutare si è sentito spaesato, perché per come. Detto questo, se posso intervenire da un discorso concreto e pratico, come comunicare queste cose ai partiti delle varie città o delle eventuali liste civiche, perché sono cose che un po' a noi interessano, siamo appassionati, ma non sono semplici. Quindi comunicare in maniera semplice. Uno. Due, come dal punto di vista concreto, se noi le proponiamo, la domanda è: esistono dei software, dei sistemi digitali che semplificano il discorso del referendum? Perché è vero che in una città, per esempio io dico a Bologna, ci sono delle tematiche che interessano tutti i cittadini rispetto alle nostre tasche. Per esempio dove fare il metro, con che tecnologia fare il metro e dove fare l'aeroporto. Ma penso che 6 su 10 decisioni di investimento riguardano il quartiere. Per esempio città grandi come medie come Bologna va verso 6 quartieri di 50.000 abitanti, e noi dobbiamo decidere cosa fare in quel parcheggio, se fare un centro commerciale, un parco, decidere se asfaltare una strada o lasciare, quindi cose a livello di quartiere. Quindi se questo discorso dei referendum a livello di quartiere, come metterli in pratica, quindi visto che i nostri amministratori non sono dei grandi propositori, se noi dobbiamo proporre, loro mi rispondono: bene, come facciamo? Chi è che ha il software sicuro che garantisce, magari facendo anche dei referendum online? Quindi la parte concreta. Sì, brevemente risposto alla seconda domanda. Naturalmente i vari livelli di governo sono dotati di competenze molto diverse, e quello del consiglio di quartiere, circoscrizioni, si chiamano anche talvolta, sono meno fatte di facoltà deliberative. Ma ciò non dice che non dovrebbero non essere sottoposte anche a strumenti referendari di partecipazione diretta, anzi è poi il livello più vicino alla popolazione. E questo mi porta a dire: è importante avere anche un aggancio al concittadino normale, alle delibere amministrative dei comuni, anche delle regioni. Poi per i quartieri non ho pensato a nessuna proposta specifica, però era molto importante per noi avere questa norma nella nostra proposta di legge che ho trovato su internet, di cui voteremo come votazione nella provincia di Bolzano l'anno prossimo, e cioè poter bloccare non solo delle leggi provinciali, nel vostro caso sarebbero leggi regionali della regione Lombardia o Emilia-Romagna o la regione Campania, una città.
buon esempio di conseguenze, di effetti della mancanza di democrazia diretta, certi suoi problemi. Però forse bisogna tornarci più tardi. Comunque poter bloccare le delibere della giunta regionale comunale. Perché da noi c'è siamo provincia autonoma, e c'è uno strapotere assoluto della giunta provinciale che fa le delibere, fa la politica in forma di decisioni, di progetti, di decisioni di spesa e fa anche le leggi, le proposte di legge che il consesso legislativo, il consiglio provinciale di solito fa passare senza grandi discussioni. E quindi noi assolutamente dovevamo inserire la possibilità di dare al cittadino la possibilità di intervenire sulle delibere della giunta, sui megaprogetti, su delibere che superano una certa soglia di spesa. Tutto questo è compreso nella nostra proposta. E tutto questo è possibile secondo la Costituzione italiana, che è prevista dall'articolo 123, che nelle regioni si possa votare sulle leggi regionali, sulle norme legislative, ma anche sugli atti amministrativi. E la regione Emilia-Romagna è una delle prime che ha dato anche applicazione. Cioè, come Bologna, se c'è una legge, una decisione della giunta regionale che forse non piace a moltissimi, può essere intaccata tramite lo strumento referendario. Visto che poi diventa un'esecutiva nel giro di qualche mese per organizzare un referendum, come possiamo organizzarci con dei referendum online, che forse è l'unico sistema online non è pensabile. Per esempio dei tempi, perché sennò poi interviene anche le cose Io riparto dalla prima domanda che era come promuovere, come organizzarsi. Noi come associazione siamo molto scettici sul coinvolgimento dei partiti, per esperienza personale, nel senso che il loro interesse è esattamente il contrario. Mi collego anche a quello che diceva lei, di valutare la lettura del 14 settembre. Per me erano tutte allo stesso piano. Vorrei solo citare questo: nel 2006 il tema della sinistra era partecipazione. Se uno si legge i programmi, era scritto della sinistra estrema, più radicale, più palese. Quella democratica era, diciamo, nella parte dell'Oliva era un attimo più oscura, però era il grande tema. Se uno si legge qualsiasi programma dell'ultima elezione, non c'era nessun partito, tranne per uno la sinistra critica o per il Veneto, in uno comunque che non ha neanche raggiunto l'1%. Quindi era stato neanche dei programmi che era stato completamente cancellato. E pertanto per me la lettura sarebbe stata identica in qualsiasi formazione avesse vinto, perché noi riteniamo che il partito non è democratico. Il partito italiano, come dicevo prima, è nelle mani di pochissime figure e addirittura una monarchia per alcuni partiti, perché la realtà è essenzialmente quella. Come appunto promuovere? Noi a Roma abbiamo provato, purtroppo non ci siamo riusciti, attraverso una lista che noi abbiamo nominato partecipata, che sottostava a regole davvero nuove e fortissime. Gli iscritti a questa lista avevano prima di tutto il diritto di candidarsi e scegliere il candidato attraverso le prime. Qualora, noi non ci siamo arrivati a quel qualora, anzi facciamo la significa, il programma veniva scelto da tutti gli iscritti attraverso una vera e propria pratica di democrazia diretta, con gli strumenti che citavo prima, possibilità di proposta, le varie proposte venivano votate. Qualora il rappresentante o comunque il candidato sindaco venisse eletto, doveva prima di tutto sottostare al programma e anche qui, utilizzando lo strumento che dicevo prima, il famoso recall, non l'avesse utilizzato sarebbe stato revocato. Ma non solo, si sarebbe dovuto impegnare a portare avanti le proposte che gli iscritti avanzavano. Noi era cercare di dimostrare che nel nostro piccolo avremmo applicato la democrazia diretta nello specifico, non nascondendo anche l'utilizzo di tecnologia nuova, abbiamo commissionato un portale dove c'è la possibilità di votare. Purtroppo non è facile, non nascondo per niente, esatto, non è per niente facile la cosa, noi non siamo neanche arrivati a presentarci addirittura. Per il semplice fatto che per noi 1000 firme, essendo nuovo, essendo qualcosa di veloce, perché le
elezioni comunali a Roma sono state decise solo per il fatto che Bertone si è presentato, quindi è stato tutto più veloce, e dovrebbe autenticare le firme. Fra l'altro tutte le nuove liste devono autenticare, tutte quelle vecchie nessuno, quindi anche qui è estrema disparità, nel senso che ci sono partiti che da decenni non hanno mai avuto una legittimità da parte dei cittadini. Non solo, dopo l'abbiamo scoperto dopo, non l'avremmo utilizzato per l'identità, però tanti partiti che si sono presentati non avevano rappresentanti, hanno chiesto il piacere, purtroppo alcuni anche saranno anche rappresentati qua, hanno chiesto il piacere al quadro parlamentare di firmare con loro, proprio perché nessuno riesce noi in 3 settimane a raccogliere 1000 firme per il comune o 15.000, 35.000 addirittura a livello italiano, se non grandissime strutture che quelle lì non ne hanno sicuramente bisogno. I partiti mangiano un mini partito, una mini lista civica, è davvero difficile. Solo con l'ausilio di Grillo molte liste civiche hanno ottenuto questo risultato, ma perché hanno uno strumento mediatico che è Grillo, che è una cassa di risonanza enorme. Noi non l'abbiamo utilizzato per scelta, nel senso che noi ci identifichiamo come qualcosa, seppur appoggiamo alcune iniziative, ma qualcosa separato, e pertanto non abbiamo avuto questa cassa di risonanza, purtroppo non siamo arrivati. Comunque è un metodo, ad esempio, che noi appoggiamo, quello di presentarsi, soprattutto i mini comuni più semplici. Questa è stata la discussione. Tra l'altro io sono convinto, e qui ci riferiamo al quartiere, più la politica è vicina al cittadino, più il cittadino è stimolato a partecipare, perché i massimi sistemi sì sono belli, però alla fine la mia vita di tutti i giorni è il parco giochi, le norme, il parcheggio, questo mi tocca tutti i giorni e ci sono degli impatti davvero forti nella mia vita che mi possono cambiare completamente la mia quotidianità. Io voglio almeno avere la mia parola. Non trascuriamo il fatto che le decisioni prese a livello globale sono accettate con più facilità e non diamo anche per scontato il fatto che alcune volte le famose proteste contro il votato, il famoso, eccetera, che sono logiche, io ho solo la possibilità di protestare, spesso perderebbero in fase referendaria. Non trascuriamo di questo. Ci sono tantissimi esempi di protesta che sono circoscritte. Gli stessi avrebbero accettato questa decisione, perché gli stessi, una volta che attraverso un referendum che tuttavia suppone tutte queste trasparenze di informazione, possibilità di informazione, possibilità di produzione uguale per tutti quanti, una volta che passasse l'idea che la maggioranza non lo voglia, è molto più accettato. Come gli stessi hanno accettato l'aborto, hanno accettato il divorzio, proprio perché nelle storie dello Stato la maggioranza vuole questo. Io me ne devo rendere conto. Io parlo sempre dal fatto che per me la maggioranza la maggioranza locale o la maggioranza nazionale? Dipende dal livello di decisione. No, se parliamo della TAV, cioè o del pezzo di Piemonte è locale, poi se lì ci sono degli aspetti di Messina è locale, cioè, a mio avviso. Sì, lì dipende dai livelli, dipende dai livelli. Lì dipende dalle. Però passa sopra le loro teste. Sì, proprio. Una cosa importantissima È decidere esatto chi deve di essere minoranza o maggioranza in questione del genere, che è il progetto della discussione. Adesso noi non sappiamo se c'è una maggioranza effettiva dei cittadini italiani a favore di diventare, lo chiamo spreco enorme. E se ci fosse, e naturalmente tutti gli ambientalisti credo sono contro, se ci fosse una votazione nazionale su questo, perché si tratta di fondi statali che lo finanziano, e se perdessero gli ambientalisti, se una maggioranza chiara degli elettori italiani fosse a favore del mega progetto Ponte, comunque il conflitto sarebbe minore, perché io saprei sì, c'è una maggioranza effettiva della popolazione a favore di questo progetto sbagliato. Però al momento ciò che sappiamo è solo che c'è un'elite piccola che lo vuole, non neanche la maggioranza neanche dei siciliani. Anche per lo Stato, anche lì, noi come ripeto, la protesta è una forma, a mio avviso, di partecipazione perché è l'unica che ci rimane. Anche lì sono convinto che attraverso una decisione più
e di un coinvolgimento reale, ma non a valle vanno nei giochi che sono già stati fatti,